Siciliano di Pusciano, mi spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto me la pio se mi scappa la pazienza. Siciliano di Pusciano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona lui peccato e cominciare da capo. Ciao picciotti da Ignazio Siciliano di Postrano con il grande capitano Ignazio Billera di Radio 102, ma qui siamo provenienti da Trapani direttamente a Gubbio. Cioè, sono dovuto venire io in Umbria per incontrare questo soggetto qua. Ignazio e più Ignazio a Gubbio per il festival. Due Ignazi al prezzo di uno per il festival Ventomania organizzato dal gruppo degli amici Eolo di Gubbio. Allora, io l'ho conosciuto adesso di presenza perché da tanti anni che noi ci sentiamo da anni, ma non ce l'avevamo mai mai conosciuto. Vedi un po'. La signora che c'è dietro, ma come è? È la moglie del capitano. La capitana ci abbiamo pure. Capitana. Allora adesso sicuro che andiamo in porto. Allora, siamo qui a Gubbio per presentare un festival, però non è solo un festival di Gubbio, ma il festival che gira tutta l'Italia, giusto? Sono festival di aquiloni. Gli aquiloni girano, vanno ovunque, volano, ci sono tanti gruppi di aquilonisti. Come loro vengono in Sicilia, stavolta la Sicilia è venuta qui a Ma Gubbio. adesso c'è un importante evento in Sicilia, ma a San Vito Lo Capo, la mia terra. Dal 21 al 25 maggio faremo volare gli aquiloni a San Vito Lo Capo. Questa volta invece siamo a Gubbio, anche se il tempo oggi non è bellissimo, è così. però c'è qualche cosa in volo, c'è, poi tu farai un giro, ti fai qualche ripresa. Sì, poi c'è una ripresa di attacco così, al video. E così possiamo Tanti aquilonisti che vengono da tutta l'Italia ma anche dall'estero. Abbiamo Francia, abbiamo Belgio, abbiamo Germania e tutta l'Italia completa da nord a sud. Comunque io, a parte gli aquiloni, io sono contentissimo di aver trovato il capitano, veramente, che lui è uno spronatore praticamente, è lui che mi sprona a dire le fesserie che faccio. Bisogna restare bambini sempre. Noi abbiamo fatto E lei è pure psicologa, psicologicamente mi sta contattando. Lui è un esperimento, Un esperimento umano. sociale che dobbiamo utilizzare per quando siete tristi. Voi cercate Ignazio Siciliano di Pussano e vi passa la tristezza, vi torna l'allegria, vi torna. Poi ci sono anche i Calandra e Calandra che li salutiamo. Calandra e i miei guri che mi dobbiamo seguono. Dare un saluto a loro e famiglia. Glielo dobbiamo dire sempre, anche a te e famiglia, perché questo è il nostro tormentone. Ma sai che i Calandra e Calandra, cioè loro hanno il bianco, ma praticamente loro sono giovani. Si vogliono far diventare vecchi, quindi si tingono i capelli. Lui pure, con la candelina. Io invece di fatti diventa blu. Col tempo diventa blu il capitano. Abbiamo cercato di fare quello che è possibile. Va bene, grazie ragazzi di questo video, saluti il capitano. Presto, ci sentiamo presto e seguite sempre Ignazio, chi sono io? Anche se nel Siciliano di 2024 Postrano. mi hanno chiarato 2 volte, ma adesso sono diventato Ignazio Siciliano di Postrano su Facebook. Vi prego, seguitemi! Arrivederci picciotti, ciao a tutti! Ciao. Siciliano di Pusciano, mi spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto me la pio se mi scappa la pazienza. Siciliano di Pusciano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona lui peccato e cominciare da capo.